Allora, tra le tipicità, tra i prodotti più tipici di Acqua Petrarca c'è la giugiola e ci troviamo tra l'altro proprio sotto uno splendido giugiolaro secolare. E chi meglio di te quindi per raccontarci qualche curiosità in merito ad un prodotto, ad un frutto che tra l'altro sta attirando l'attenzione di un numero sempre più crescente di pubblico, ma anche di realtà, di centri di ricerca, realtà alimentari. Quindi svelaci tutti i segreti della giugiola, come può essere utilizzata e perché finalmente possiamo dire di andare in brodo di giuggiole proprio ad Acqua Petrarca. Esatto. Allora, la giugiola è proprio il frutto principe di Acqua Petrarca. E diciamo che non si sa bene il motivo per cui sia rimasta fino ad oggi qui. Si sa comunque che la giugiola è arrivata in Italia al tempo di Augusto, con l'ultima parte dell'Impero Romano. Ne cita per primo in Italia di questo frutto Plinio il Vecchio, e possiamo dire che la giugiola è stata utilizzata al tempo dell'Impero Romano per addobbare, adornare i templi della dea Purezza. È stata una delle fasi di maggior, diciamo, sviluppo di questo frutto, di questa pianta, dopodiché è caduta nell'oblio fino al Rinascimento con i Gonzaga, che hanno ricominciato l'utilizzo di questo frutto soprattutto per il liquore, quindi il brodo di giuggiole. Il brodo di giuggiole, andare in brodo di giuggiole, è un modo di dire che risale nell'Accademia della Crusca del 1614, ma è anche una realtà. Il brodo di giuggiole infatti è un liquore a bassa gradazione alcolica, dolciastro, ed è un infuso di frutta, non solo giuggiole, infatti il termine brodo sta proprio a indicare questo, ma altra frutta dell'autunno, quindi giuggiole, mele cotogne, melograno e uva. Ogni famiglia contadina, diciamo, produceva il proprio brodo di giuggiole, che lo utilizzava nel periodo invernale per gli acciacchi dell'inverno, quindi mal di gola e tosse. E oggi diciamo che siamo una realtà che si è messa a produrlo per farvelo conoscere. Quindi rispetto a quello che era il trend classico, abbiamo cominciato a farlo per i terzi, per i privati e per chi vuole assaggiarlo. E come vi dicevo, un liquore dolce, si usa soprattutto sopra il gelato come fine pasto, quindi fresco, nei cocktail, su carni rosse, sui formaggi, quindi si può utilizzare in vari modi. Ritornando alla giugiola, praticamente la giugiola, come vi ho detto, arriva con l'Impero Romano, è di origine asiatica e è un big fruit, quindi è un frutto del benessere. Praticamente ha oltre 20 volte la quantità di vitamina C di qualsiasi agrume. Si utilizza sia la corteccia, di cui non ovviamente in Italia perché le quantità di giuggioli sono poche, ma all'estero viene estratta dalla corteccia delle sostanze che normalmente si trovano in farmacia. La stanno studiando dal 2009 in America, in California, per quanto riguarda delle proprietà antitumorali. Altre cose che si possono fare con le giuggiole sono gli sciroppi, le confetture, le giuggiole sotto grappa, quindi si può utilizzare in vari modi. E soprattutto anche la pianta stessa è veramente bella, sia vestita sia confermo. spoglia in inverno, quindi è una bella pianta. Sì, quindi insomma un frutto assolutamente versatile, che consente degli utilizzi molto diversi e diversificati, con una storia molto affascinante. Allora Alessandro, andiamo a scoprire come tu ce lo proponi e come ci suggerisci di utilizzarlo. Andiamo insieme a vedere.